un programma assai ricco nella nostra Vabriguccia d'oggi. Un'idea di creazione dava libertà in casa. L'imparare ad una canzone con Santo e con Jean-Paul. Si mudre castagnesure, le cascate stamane, cascate stamane. Ma di noi i nostri animalucci. I nostri appuntamenti preferiti, quello guagliucchetta di Leandro e a voce linda di Bolmari che ci va a studiare tutti. Sai gioco di Brumbongo e ti parla dopo di abeteo, ma per un momento è ora di aprire porte di Vabriguccia. Benvenuti nel nostro telo di Gantus. Salute Jean-Paul. Salute Francine. Allora, che piacere di essere tornare con te. Che canzone abbiamo oggi? Allora, oggi abbiamo scoperto la canzone di un gruppo Girasole che si chiama Tre Castagne. Tre castagne, una scelta la più facile. Ad diventare veramente un esercizio di lingua sciolta. Ad diventare o un diogo o un strasio. Io un gioco un strasio, da me adesso appena ucciai lui, avremo dopo con Santo se la giva già cantare. Per adesso è un strasio. Adesso è un strasio, perché chi dunque ci tocca fare una melodia veramente speciale e poi un ritmo che basta in furia. E poi le parole non sono mica semplici. No. Allora, io propongo di fare la stessa ai nostri garizzi di luci che ci vedono, perché chi tocca anche a loro imparare. Agivemo. Andiamo lì. Si mudre castagnesure, le cascate stamane, si mudre castagnesure, le cascate stamane, d'un castagno in uno strughiccio. Si mudre castagnesure, le assante ruspa, si mudre castagnesure, le assante ruspa, una russadiola che c'ha da drua. Non è mica facile. Non mi viene da... Come va a lavorare questa canzone? Andrei a primo ritmo. Allora, se tu vuoi, sciaccamanemo. Allora, facciamo così. Hai visto, Francine? Cosa? Oggi, quando va a gallo, è caldo. E quando va a freddo, è freddo. Ma, Osanto, di cosa parli? Come di cosa parlo? Ti ammettevo. Non hai visto il riscaldamento climatico? Ma ti ti bibe Marina Ribaldi o che? Ho muso travaglio, Perché ci sono che gli ecologisti che possono parlare del riscaldamento climatico. A ciò Santo c'è un certo santo che me l'ha da parlare. Bella sicura. Ma ti sto assente. Allora, sta assente. Il riscaldamento climatico è per via di... Di? È per via di... Di? Buona, ha capito, ti aiuto a spiegare. Un punto importantissimo di riscaldamento climatico è il fatto di dare all'arbore in foreste. E ciò la sa che gli arbori regolano se tu bolli il clima, indiutediano il gas carbonico. Capisci? Vai che sapia che gli arbori erano importanti. Ma non solo, ci sono anche i trasporti. I trasporti? I treni, le vetture, le moto, l'avione, tutto questo producono gas carbonico e dà l'effetto una pianeta di un riscaldatoio. Capisci? E non si può fare nulla per preparare questo riscaldamento. Bella sicuro, Santo, che si può fare dei gesti di un quotidiano. Te, per esempio, non sei mica obbligato di lasciare tutti i lumi accesi in casa. Ma io, vedi, alla notte, ho paura solo in casa. Allora lascio acceso il lume della camera. Ma vedi, è colpa tua tutto questo. E poi non sei mica obbligato di noi di riscaldare a casa. Mi morirà giù il freddo. E allora, non hai che da gopre e non hai mica bisogno di mettere un riscaldatore a tavoletta di noi. E poi non sei mica obbligato di lasciare correre l'acqua. Ma che faccio? Vedi quando bevo una uscia. Quando mi sapongo, c'ho l'acqua. Mezza stonata allora. E poi puoi via piuttosto la bicicletta che vettura. Bicicletta? Ma dopo quando io andiamo alla fabbrica sono stanco morto come vemmo. Ma come? Sarei così debole? Un uomo valente come te? Oh. Ma allora credi che sono un pericolo per il riscaldamento climatico? Sa, senti, non ti voglio contrariare, ma appena sì. Ma già via. Allora, ascolta bene. Aggia spegni i lumi in casa. Aggio da gioia un riscaldatore e mi sciacco un bello pilone e pigliamo in bicicletta. Sì, e poi sai, in casa, poi di noi scomparte da rumenzole. Agarta o plastico, o vetro. E poi, soprattutto quando tu scomparti e da rumenzole, poi danne e da ucce di garote. Perché chiaro, tocca a te e c'hai da imparare a fare con le nostre mani una ghirlanda di garote. Allez, tocca a te.
Vierai e beh. Ghirlanda di garrotte e garta. Per fare ghirlanda e garrotta e garta ti ci vuole a garta di parecchi colori, un ago cuvilo bianco ed risore a denti e una rampinatrice. Taglia strisce in agarte arancina che do risore a denti. A guancia e strisce arancine a due. Taglia strisce in agarte verde. Fa 3 fibbie. 1, 2 e 3. Ecco. Agguanciali ai strisce arancine. Forma come un cuore allungato. Fanne parecchie altre sempre di stesso modo. Passa un vino in agruna il lago, poi in evronde di garotte. Finisci con una Bibbia a ogni capo, da cui appende a ghirlanda da una parte e dall'altra. Allora, ava, tocca a te. Osa, voulez-vous provare a fare un'altra? Basettuccio. Per fare un basettuccio ci vuole un stampino, 2 a 3 pezzi di veltrino, una spungarella, un stigliarello, una uttiliola di pittura, una misura di corda, un feltro e risore, un buccale largo e una pistola in colla. Con l'aiuto di un cubarchio di ugale disegna un cerchio in una veltrina. Taglia il risore. Attenti a un tagliato un dito, ne? Intorcia e appiccica la corda mettendo l'incolla a ogni giro, in piano. Metti l'ugale annanto al fondo della corda e continua ad intorciarla per un pochi centimetri in altezza. Appiccico il cerchio di veltrina sotto al vasetto. Metti la pittura nella sponga. Decora il vasetto con stampino a colpetti di sponga. È bello, ne? Allora va a toccare a te.
ti aspettiamo, Santo. Abbiamo una bella sorpresa per te oggi, né Jean-Paul? Bello strasio per te. Un bello Ah, strasio. va. Perché abbiamo scelto una canzone del gruppo Girasole, una canzone nuova, che si chiama Tre Castagne. Se tu vuoi, questa canzone, Feli Travaglini, ha voluto fare un esercizio di lingua sciolta. Ah. Perché le parole sono semplici. Di lingua scema. Di lingua scema, o ridimo di appena troppo in furia, e poi vogliamo di non fare un'occhiata a Saviera di Bugugna, la famosa Viera di Agastagna, che si danno tutti gli anni per dicembre, a Bigino di Natale. Non so se ci siete già andati a Saviera. È bella? Bellissimo. Cioè, che hai mangiato tu qua là? Carne risotto. Allora, lui a Viera, a Agastagna abbiamo mangiato brisotto. E perché sai i buchi sono allevati a castagna. Dunque, Cioè, il castagna risotto dopo. ci si ritrova a castagna. Hai trovato i pezzi di castagna? E beh, ti assomigli proprio a una castagna. Tu. Allora, andiamo da fare sentire questa canzone, così hai da capire lo strasio che le odia. Poi dobbiamo complicare la pena. Andiamo. 2, 3. Siamo tre castagne sorelle, cascate stamane, cascate stamane. Siamo tre castagne sorelle, cascate stamane. D'un castagno di uno stroghiccio. Siamo tre castagne sorelle, a Sante Ruspa, a Sante Ruspa. Siamo tre castagne sorelle, a Sante Ruspa. Una ruspagliola che c'ha da trua. Ti Come pare dice di un semplice? castagno Di uno stroghiccio. Ti aiuta le parole. fa bene. E ora T'ha tocca a sbagliato. te. Ti va a broa. Sei pronto? Siamo tre castoro. Ad una l'Italia mica una. Poi si poi dice. via così. Ma Siamo tre, ma non ci di mica. Siamo tre castagne sorelle, cascate stamane, cascate stamane. Siamo tre castagne sorelle, cascate stamane. Un castagno in uno striccio. Siamo... Continua. Sorelle, Castagne Sante Ruspa, sorelle, Sante Sante Ruspa. Ruspa. Siamo tre castagne sorelle, a Sante Ruspa. Un ruspolaio che... Una ruspagliola che c'ha da trua. Riviemo. Culinaria, Aspetta, dai. aspetta, Due, tre. ma avete viscugliato tutte le parole. No, non trova Chi scuse. c'ha da trovare? Rivieni. Temo. Tre Siamo tre castagne sorelle, a Sante Ruspa, a Sante Ruspa. Siamo tre castagne sorelle, a Sante Ruspa. Una Un ruspolaio. Ah no, una ruspa. Una ruspagliola che c'ha da trua. Ripeti. Due, tre. Siamo tre castagne sorelle, a Sante Ruspa, a Sante Ruspa. Siamo tre castagne sorelle, a Sante Ruspa. Una ruspagliola che c'ha da trua. Bravo! Ma l'abbiamo aiutata assai, cosa non ce l'avevi. Buono, così io vi propongo di fare una piccola pausa e di andare a trovare un nostro appassionato di canto. E poi un messaggio per voi, se volete mandarci una canzone, così potrete anche voi partecipare al nostro programma. For the
Oggi non vi siete mai domandati ciò che dovrebbe dire ippopotamo? Dani da un greco antico, ippopotamos, un cavallo di un fiume. Non hanno nulla vera quei cavalli di ippopotami, ma stanno in di fiume in di lava dell'Africa. L'ippopotamo è uno dei mammiferi terrestri più maioli del mondo. È zampieco di gordo, con un capo spropositato e una bocca tavanta. Passano gli ippopotami quasi tutta la giornata in acqua, da starsi al fresco. È così che ti poni veda, respirare e senti quando ti sono sotto l'acqua. Chi occhia, naso e arici, lani in cima al capo. Escini dall'acqua solo di notte o quando c'è frescura. So erbivori e arba ne mangiano a più pure. E ora, chi c'è da scoprire? Oggi non la potete credere quanto sono astuti e maligni questi sciacaledi. Mangiano tutto ciò che si presenti e si rubano anche roba degli altri animali. Sono buonissimi per cacciare, ma un pidano i cani malucci, posti che risocciughi anch'edi. So i tarcani per cacciare la cedi. Passano uso tempo a venire gli stessi luoghi che l'altora e i ieni, cercando sempre a rubare la sua roba. Non ci sboccano mica soventi e sono lampati a spasso. Ma sono pacenziosi e aspettano un buon momento per lamparsi di no. I sciacalli campano a vamiducci, il babbo, la mamma e i ciughi. Ogni famiglia ha uso grido per chiamarsi traidi. Non trovi mica che si assomigliano ai nostri iagari. Tanto che hai visto le conseguenze di questo riscaldamento climatico? Figlio, in aiaccio, ti ricordi quella tempesta? Come si chiama? Si chiama Adimpesta Adrian. E poi ha spazzato tutta Corsica, non solo a Iaccio. È passata in tutti i rugioni e ha fatto danni e danni. Adrien, ti sbagli! No, Adrian, ha durato più di 24 ore e ci sono state raffiche di vento a più di 230 km all'ora. Ti rendi conto? Quanto una volta? E anche di più. Ma da dove viene questa tempesta? C'è un scontro di l'aria fredda che entra nel Mediterraneo con l'acqua calda. E faccio una tempesta sì. Sicuro. Ha provocato l'acqua, delle raffiche di vento, un temporale che sta parato tutta Corsica. Poco affari sta meteo. E poi, ti ne ricordi di quell'urvalone in Bastia? Bella sicura, di quello mi ricordo chi c'era. Ah, yeah? Sai, mi sono trovato naso a naso con un albero che volava. Oh, ma dimmi appena, non ti bevi mica per la dame per hasardo, no? E questo fenomeno, come lo spieghi? Bene di un temporale. Se tu vuoi, di un specie di cilindro che si mette sotto a un nulo temporalesco e quello giorno si è infrugnato vento dentro e ecco, ha provocato una tempesta scema. Allora hai capito? A gatticciata di un cilindro che gira così sopra un mare sotto a un nulo temporalesco. Invece che un cilindro che è pigliato un vento non tua terra, è un ruvalone. Vancine, anche i grasi che tu ci sei. Ma se tu vuoi, puoi andare anche a riposarti appena arrivi a da e ripensare. Un gatticciato non t'ha un mare. A gatticciata non t'ha un mare. Un ruvalone non t'ha terra. Susanto un ridane in onda. Sapete già che a chiamare l'amico Leandro per sapere ciò che lui va un giorno di temporale. Salute Leandro, come va? Vabbè, parfait, tu e tu? Benissimo, sai che oggi a Fabriguccia parliamo di a meteo. E dunque mi è giunta lì a di chiamarti e ti fa una domanda di ciò che tu fai e tu mentre ugatti il tempo. Buona questione. E io, quando c'è un cattivo tempo, leggo.
Che è un di principale a fare, Chi leggi come libri? i bulicieri. E poi, dunque, leggi? E chi fa di noi? Fa giocare musica. Ah, suoni di uno strumento? Io di un piano. Pia lezione è un professore? Io E chi sai suonare con piano? suona un romanzo di Pirati dei Caraibi. Ah, spero che un giorno la Radio Biagè di stata assente. Vabbè, Vabbè, allora leggi, suoni a musica e poi chi fa di noi? di noi faccio un biscotto o preparo a mangiare. Ah, si anche un scuginaro, Leandro. Buona. E poi? E dopo ciò che faccio assai, mi occupo di mie lezioni di bedre. Hai una lezione di bedre? Niente. Ah, oggi poi va bene appena. Io farei una preparato qualcuno. Dunque, qua è a diuri da urbicularia. Ce n'è qualcuno che rompe, ma dopo ce n'è una che trova. Lei è quella che stai giù? E quella che si trova in Santa Lucia di Dalà, è una breda gorsa. Ti occupi di una bella lezione di bedre, ce ne vai a ed altre? Questa, per esempio, è a rosa di arena. In francese, rose de sable. Ma qui è una droi mica qui che sa bedre, una droi mica qui in Corsica. No, qua è in due deserto. Dunque, dai una bella lezione e poi chi ci poi va bene di noi? Beh, il suo piccolo quarto taillé. E ben, so io che la giudrò. Ah, e in due l'hai giù. Ma tu sei buscusi, segreto. A qua in bocca ha detto quello. Ma dimmi appena, come ti è giunta questa passione di bedre? Beh, quando ero zidel, di già mi piaceva fare lezione a un mare. E dopo c'è qualche sia che mi ha veramente dato a voglia di fare questo mistero. Bravo. In tutti i casi, ora sappiamo già che tu fai quando è l'ugge o cattivo tempo. Ti ringrazio per questa stonda, caro Leandro. Ti mando un abbraccione e ti dico a presto presto. Anche io. Allez, a presto. A presto. Allora, abbiamo dato l'ultima parte di questa canzone, non abbiamo anche da ripigliare le nostre strofe, non abbiamo scoperto che i ripigli. Ora vi propongo di cantare la tuta, Henri. Sta assente e poi di noi in casa che ci vediate concentrazione. Siamo tre castagnezure, le cascate stamane, siamo tre castagnezure, le cascate stamane, d'un castagno in uno strugiccio. Siamo tre castagnezure, le assante ruspa, siamo tre castagnezure, le assante ruspa, una ruspagliola che c'ha da trovare. A più che dice un ciola sta qui, chi è Aristida, a più che dice un ciola sta qui, chi è Aristida, un voglio finire. Siamo tre castagnezure, le cascate stamane, siamo tre castagnezure, le cascate stamane, d'un castagno in uno strugiccio. Siamo tre castagnezure, le assante ruspa, siamo tre castagnezure, le assante ruspa, una ruspagliola che c'ha da trovare. A mezz'ora mugia fugiamo, oseremo con te, in l'acqua bollente con sale e finocchio, saremo con te mangia den ballotte. Siamo tre castagnezure, le cascate stamane, siamo tre castagnezure, le cascate stamane, d'un castagno in uno strugiccio. Siamo tre castagnezure, le assante ruspa, siamo tre castagnezure, le assante ruspa, una ruspagliola che c'ha da trovare. Mettite a zozzo, sussurra a maio, per questa non farina, non c'è una macina, ci apriamo a golina e andiamo a cantare alla fiera di Bugugna. Siamo tre castagnezure, le cascate stamane, siamo tre castagnezure, le cascate stamane, d'un castagno di uno strugiccio. Siamo tre castagnezure, le assante ruspa, siamo tre castagnezure, le assante ruspa, una ruspagliola che c'ha da trovare. Buona, vedi che ce l'hai fatta appena? Ma non è mica semplice, diventa veramente come un gioco e ci siamo campati, né? Jean-Paul. Ascoltava. E un pago. Aspettava lo sbaglio lui.
Ah, aspetta, e qui per ridere di idee. Ah, so, vedrai. Non ho più da pulire la sua chitarra. Però è pulita. Attenti. La nostra Vabriguccia è compia, però, gli è passato veramente una bella stonda con voi tutti. Una bella stonda di spartire, a Assomiglia un po' a cucinare. una castagna, vuoi dire? Oggi mi somiglia una castagna, mi va de bollire, per piacere. Mi volete tomba? E uno readrà. Buon, allora, spero che ancora vi siete gampati con noi nella nostra compagnia. Ci triga di già l'ora di ritrovare tutti per cantare e per sparte d'orna. In un frattempo, abbracciamo di cuore e vi diciamo A a bene. presto! A bene.